progetto narrativo che presentiamo qui in anteprima, in esclusiva, nel giornale di Canale Italia di Antonio Enrico. Sentite. Una pagina bianca, un paio di stivali e tanta voglia di camminare e conoscere il mondo, il sentimento dell'amore. Una storia comune ma non una storia qualunque. Vengo con te, Gangemi editore, il titolo del romanzo di esordio di Antonio Enrico, professione avvocato, origine calabrese, un passato da studente fuori sede a Bologna. Nasce come una scommessa. Io ho sempre avuto la passione di scrivere e mi trovavo negli Stati Uniti d'America e ho cominciato a scrivere alla fine di una lunga giornata dove avevo camminato per tantissime ore. In quegli istanti riflettevo sulla mia vita passata, sul fatto di aver conseguito da poco la laurea e ho detto perché no, scriviamo un libro sugli studenti universitari fuori sede e ho cercato di romanzare per quanto possibile la mia vita. In Vengo con te c'è il bisogno di libertà, ma da vivere e condividere con gli altri. Ci sono i tratti, il fascino, le luci e le ombre di Bologna. È stata un'esperienza meravigliosa. Vivere in una città del nord, provenendo invece da una città del sud, ti fa capire quanto l'Italia sia infinitamente diversa ma decisamente uguale. I sentimenti delle persone sono gli stessi in ogni parte del mondo, che si tratti di stare negli Stati Uniti d'America, in Italia o in qualche altra parte del mondo, l'amore vince sempre e ovunque. E in Vengo con te di Antonio Enrico c'è l'impegno profondamente umano a non smarrire mai, il desiderio di usare le nostre ali, troppe volte rattrappite, tarpate o lasciate appassire in un armadio. Beh, direi che la libertà è avere delle radici ben piantate, ma avere anche un bel paio di ali. Con questo libro ho voluto esprimere esattamente questo concetto, vale a dire la possibilità di avere dei valori che ormai sembrano essere desueti, quale il valore della famiglia, il valore dell'amicizia, il valore dell'amore, ed esprimerlo dove si vive, ma guardare sempre altrove per non porre dei confini e andare sempre avanti.